per l'Alzheimer, per la cura dell'Alzheimer, ricerca ma non terapia, dice il suo intervento. A che punto siamo? Il titolo voleva essere appunto esplicativo. C'è molta aspettativa sulle staminali per l'Alzheimer, però non è ancora concreto. C'è molta ricerca. Devo anche dire che la priorità nell'Alzheimer non è la ricerca peraltro sulle staminali, ma è prevalente su altri argomenti, per esempio l'immunizzazione. Si cerca di lavorare sugli anticorpi contro la beta-amiloide, o vaccini oppure anticorpi monoclonali. In realtà le cellule staminali sono estremamente importanti, ma non sono attualmente né una terapia, appunto, né una ricerca ancora in fase avanzata. Le ricerche sulle altre linee sono già in fase 2, fase 3, cioè già con pazienti o comunque con persone, mentre questa è ancora a livello di laboratorio, con animali di laboratorio, e questo è dovuto alla grande complessità che ha il cervello, che è, diciamo, il culmine dell'ontogenesi, cioè dello sviluppo biologico in assoluto, e quindi c'è una tale complessità sia di cellule che si sono differenziate, sia di aree, sono tutte coinvolte, quindi grande estensione di superficie e poi la immensa rete di sinapsi che collega tutti questi neuroni per avere quella funzionalità globale finale che è l'intelligenza. Quindi lei può immaginare come possono delle cellule staminali riprodurre tutto questo che purtroppo nell'Alzheimer viene prima o poi completamente destrutturato. Questo è il motivo per cui la ricerca è enorme, quindi con prospettive veramente di grandi difficoltà. Però l'Alzheimer deve essere ottimista lo stesso perché, devo dire, come campo, in quanto su altre linee la ricerca progredisce più velocemente.